Martedì 21 febbraio un breve aggiornamento sulla crisi bosniaca. L'ultimatum lanciato dalla NATO ai serbi di Bosnia è scaduto 2 ore fa all'1 del mattino. Nessun intervento aereo è stato effettuato su Sarajevo perché, ha dichiarato a Bruxelles il segretario della NATO Werner, tutte le artiglierie attorno alla città sono state ritirate o poste sotto il controllo effettivo delle forze di pace delle Nazioni Unite. La vigilanza della NATO continuerà, ha aggiunto Werner. Akashi, rappresentante speciale di Boutros Ghali in Bosnia, ha detto che questo è il primo passo sulla difficile strada della pace per i cittadini di Sarajevo. Antonio Di Bella, anche a New York si considera con ottimismo l'evolversi degli eventi? Sì, con molto ottimismo, perché Bill Clinton ha parlato poco fa al telefono con Werner, che gli ha confermato quello che ha appena detto. I serbi hanno rispettato l'ultimatum, non ci sono più armi pesanti nei 20 chilometri intorno a Sarajevo. È stata, ha detto Clinton, un'ottima giornata, non ci sarà bisogno di sferrare un attacco aereo. Analoghe dichiarazioni vengono da New York, dall'ONU, dove il Consiglio di sicurezza ha ascoltato il rapporto di Akashi e Alvaro De Soto, vice segretario dell'ONU, il numero 2 di Boutros Ghali, ha confermato non c'è bisogno di attacchi aerei. Va precisato comunque che sia l'ONU qui a New York che Clinton a Washington precisano l'ultimatum resta in vigore, cioè anche oggi e nei prossimi giorni sarà sempre vietata la presenza di armi pesanti nei 20 chilometri intorno a Sarajevo e i caccia della NATO sono pronti a colpire nel caso il divieto venga violato per il futuro. Quel che è certo comunque è che per le prossime ore non c'è pericolo di attacchi aerei. Ecco Antonio, nel discorso di Werner a Bruxelles si sottolineava molto a questo stadio, a questo punto non è necessario l'intervento aereo, domani non si sa. Anche Clinton sottolinea la precarietà di questo accordo, oppure vede con più ottimismo l'evolversi delle cose? No, hai detto bene, in tutte le sue dichiarazioni di oggi Clinton ha precisato anche se sono ottimista, ma bisogna ripetere e stare attenti, nei prossimi giorni l'ultimatum resta in vigore, vedremo cosa accadrà sul campo. Decisiva in questo senso, per questa chiarita delle ultime ore, sarà la telefonata fra Clinton e Yeltsin, nella quale sia Yeltsin che Clinton hanno confermato e hanno concordato che un attacco in tempi brevi sarebbe dannoso per il processo di pace, e hanno anche concordato un nuovo passo imprevisto a sorpresa nel processo di pace, una riunione che si terrà martedì a Bonn in Germania con la presenza di diplomatici americani, russi, tedeschi, francesi e inglesi, proprio per cercare di accelerare il processo di pace, mentre comunque l'ultimatum NATO resta in vigore per evitare conflitti di nuovo a Sarajevo. Ecco, Akashi lo accennava ieri a Pale. Negli Stati Uniti si ha la sensazione che dopo questa comunque relativa vittoria delle forze dell'ONU e della NATO il sistema dell'ultimatum possa essere applicato su altre zone. Ricordiamo che in questo momento in Bosnia ci sono 6 zone dichiarate zone di sicurezza dalle Nazioni Unite. Antonio, tu hai la sensazione che questa prova di forza, che ha dato in fondo buoni risultati, potrà essere applicata in futuro su altre zone? Penso a Mostar, penso a Tuzla, penso a Srebrenica? Sicuramente sì, perché Christopher lo ha detto proprio in maniera molto chiara in un'intervista alla ABC ieri. Noi vogliamo applicare questa tecnica che sta risultando vincente anche ad altre zone, e questa è la tecnica che verrà adottata, e sicuramente come questo ultimatum ha funzionato, così sperano di farlo funzionare gli Stati Uniti e l'ONU anche in tutto il resto della ex Jugoslavia. Grazie Antonio Di Bella da New York. E ricordiamo comunque che è difficile definire la percentuale di armi serbe ritirate dalle alture di Sarajevo. La NATO parla del 95%, mentre la Francia, Mitterrand, parla di un 90%. Mitterrand stesso era molto sicuro che non ci sarebbe stato alcun intervento aereo, lo ha annunciato ieri sera alle 23, nessun intervento aereo, non c'è la necessità. Ottimista anche il generale Ross, comandante dei caschi blu in Bosnia, che aveva annunciato sempre ieri sera: non aspetterò alzato l'ultimatum, lo aspetterò dormendo, quindi grande tranquillità da parte dei caschi blu. Il sistema di controllo delle armi è stato efficiente finora.
Nelle ultime ore prima dell'ultimatum c'è stato un vero e proprio esodo delle artiglierie serbe, un esodo frenetico. Il governo bosniaco di Izetbegovic continua a restare diffidente e a non credere in questo ritiro di armi serbe. In una lettera aperta di Izetbegovic al segretario della NATO Werner, la Bosnia afferma che il 20% dell'artiglieria pesante serba resta sulle colline attorno a Sarajevo e che quindi c'è la necessità di un ulteriore intervento della NATO per liberare Sarajevo.